92. La tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Il Vittorio a te la linea. Ciao Lorenzo, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. E allora oggi 12 ottobre, quasi una settimana dopo la strepitosa Pontida con il vice premier e capitano Matteo Salvini, il generale Vannacci, tutto lo squadrone della Lega, si potrebbe affermare il dream team, no? Leghista, con ministri, parlamentari, europarlamentari, governatori di regione, i grandi ospiti internazionali come il premier ungherese, nonché presidente proprio del Consiglio dell'Unione Europea Viktor Orban, l'alleato olandese Geert Wilders e poi ovviamente la delegazione del Partito Repubblicano Americano e tutta la straordinaria famiglia dei tanti amministratori locali, dei militanti di tutte le regioni italiane. E allora per un resoconto anche di questa Pontida vi faremo ascoltare l'intervista al coordinatore della Lega Giovani di Lecco, Andrea Bettega, con il quale abbiamo parlato anche dell'evento Young Hope, organizzato proprio dalla giornalista Annalisa Chirico e tenutosi a Roma lo scorso 2 ottobre con davvero illustri relatori, data la presenza di così tanti esponenti di governo, tra i quali proprio il vice premier Matteo Salvini e i leghisti Edoardo Rixi e Massimo Bitonci. E poi vi faremo sentire anche l'intervista al saggista e scrittore Andrea Parasiliti, postdoctoral fellow al Dipartimento di Studi Italiani dell'Università di Toronto proprio in Canada. Parasiliti ha collaborato anche con intellettuali del calibro di Pietrangelo Buttafuoco e con il nostro ospite abbiamo affrontato il tema del rapporto proprio fra cibo e letteratura, ma anche il tema del rapporto fra cibo e potere, ovvero quello politico di potere. Recentemente Parasiliti ha pubblicato con l'editore Biblohouse Parole in pentola, l'identità italiana fra letteratura e cucina, un testo che raccoglie vari saggi, tra cui quello di Marisa Fumagalli del Corriere della Sera. E naturalmente poi ci collegheremo con Matteo De Sio per analizzare le notizie della giornata, i vostri messaggi e naturalmente anche gli spunti di queste interviste. E apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, quindi intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandarci i vostri messaggi anche quelli vocali al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Mi raccomando, non superate il minuto, massimo 90 secondi nei vostri interventi, in modo poi da permettere appunto al maggior numero possibile di ascoltatori di intervenire e naturalmente se un intervento dovesse superare i 90 secondi saremo obbligati a sfumarlo. Vi ricordo che potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, ovviamente, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet che con la veste grafica editoriale così rinnovate è vero un proprio giornale online, un vero e proprio magazine con continui aggiornamenti. E poi potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android e naturalmente anche dai canali Twitch e YouTube, questo per completare il quadro dei social. E vi dico anche che naturalmente, ve lo ripeto sempre, potete abbonarvi e sostenerci e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora, terminata questa parte che so che è ripetitiva, ma la dobbiamo dire per chi si collega per la prima volta, no, sulle nostre onde e allora dobbiamo ricordare questi avvisi. Andiamo subito sulla prima pagina della Verità. Vedete con il caso quindi delle intercettazioni shock all'antimafia tra l'ex PM Grillino e il collega indagato, questo è un altro scandalo, l'articolo qui di Giacomo Amadori, la maggioranza Scarpinato Lasci attesa per il via libera alla divulgazione. Non tira un buon vento per il senatore grillino Roberto Scarpinato. Infatti le intercettazioni casuali intercorse fra il componente della commissione antimafia e il collega Gioacchino Natoli, scusatemi, spiato dalla procura di Caltanissetta in quanto indagato per favoreggiamento della mafia, sono state trasmessi dagli inquirenti nisseni a Palazzo San Macuto e potrebbero presto essere messi a disposizione dei commissari dell'organismo bicamerale, la presidente Chiara Colosimo. Fonti bene informate ci hanno spiegato che si starebbe cercando di capire come utilizzare la documentazione e renderla fruibile nel ristretto ambito della commissione. E su questo tema è intervenuto Maurizio Belpietro con il suo editoriale
ma De Pasquale è ancora lì, il partito delle manette che perde i pezzi. I grillini hanno un bel problema, ma ce l'hanno anche i manettari d'Italia. Infatti a uno cascano i miti che per anni hanno incarnato il partito dei giudici. Questo segue a pagina 3 e ci andiamo appunto subito, proprio perché Belpietro riflette su questo caso, no, delle intercettazioni. Vedete, ecco qui, segue dalla prima pagina il partito dei manettari che sta perdendo pezzi. E l'ultimo a vedere andare in pezzi, compromessa la propria immagine di magistrato, tutto d'un pezzo contro la mafia, Roberto Scarpinato. Come rivelato ieri dalla Verità, l'ex procuratore generale di Palermo è stato convocato dai PM di Caltanissetta per essere ascoltato come testimone nell'inchiesta che vede indagati Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma, e Gioacchino Natoli, ex capo del Dipartimento di Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia ai tempi di Andrea Orlando, quando appunto lui era ministro. Entrambi sono accusati di favoreggiamento aggravato alla mafia per un presunto insabbiamento di un filone dell'inchiesta su cosche e appalti, ma Scarpinato, che ha lavorato fianco a fianco dell'uno e dell'altro, non è stato chiamato per testimoniare di quando tutti e tre ricoprivano incarichi nella procura del capoluogo siciliano, bensì i colleghi nisseni gli hanno chiesto conto delle telefonate intercorse tra lui e Natoli in vista di un interrogatorio di quest'ultimo di fronte alla commissione antimafia. Dismessa la toga per raggiunti limiti di età, Scarpinato si è infatti subito accasato in Parlamento e su questo tema poi ritorna Belpietro, no? Sulle porte girevoli tra una certa magistratura e la politica. Allora si era subito accasato in Parlamento grazie a una candidatura al Senato gentilmente offerta dai 5 Stelle. E una volta eletto a Palazzo Madama, l'ex PM antimafia ha agguantato un posto nella commissione che più gli si addice, ovvero quella che indaga sulle cosche. E proprio in vista di una convocazione di Natoli davanti all'organismo di inchiesta, quello no, che è stato rivelato dalla Verità, tra l'indagato e colui che in teoria avrebbe dovuto interrogarlo, sono intercorse alcune telefonate intercettate proprio dalla procura di Caltanissetta. Le conversazioni di un rappresentante del popolo sono protette dal segreto e per farne uso i PM devono chiedere l'autorizzazione, ma in questo caso, visto che Scarpinato è un portabandiera del movimento intercettateci tutti, i colleghi hanno chiesto direttamente a lui. Pare di vederli i pubblici ministeri domandare perché si mettesse d'accordo con Natoli per concordare sia le domande che le risposte, così come pare di vedere l'indagato e colui che avrebbe dovuto interrogarlo decidere le domande da porre per mettere in difficoltà la figlia di Borsellino, ovvero colei che aveva criticato Natoli manifestando dubbi sulla sua attività di pubblico ministero. E allora qui sorvoliamo questa parte, purtroppo sempre per esigenze di tempo, e quindi la conclusione, arriviamo alla conclusione di Belpietro. A proposito di imbarazzo, a Milano, scrive sempre Maurizio Belpietro, c'è un procuratore, Fabio De Pasquale, che è stato condannato a 8 mesi per aver nascosto alle difese delle prove che scagionavano gli imputati del processo Eni. La sentenza è di primo grado e dunque passibile di revisione in appello. Tuttavia è normale che lo stesso PM condannato rappresenti la pubblica accusa in un processo parallelo che riguarda sempre l'ENI. È accettabile che un magistrato sanzionato, anche se non con sentenza definitiva, possa continuare a occuparsi di processi simili senza essere, se non sospeso dalle funzioni, almeno avvicendato. Beh, a noi non sembra normale, così come non mi sembra accettabile che per le toghe esistano porte girevoli, quello che dicevamo prima, che consentono di passare dalla magistratura alla politica, ma non si permette mai agli italiani di chiedere i danni ai magistrati che sbagliano. E questa è l'amara verità, no, a cui arriva in conclusione proprio Maurizio Belpietro. Ritorniamo alla prima pagina della Verità, vedete il titolone centrale sulla surreale audizione di Tavares in Parlamento, la D degli Agnelli che ci prende per i fondelli. Perché il paladino dell'auto a batteria si lamenta del costo dell'energia, che nel caso dell'elettrico comporta un 40% in più, e chiede agli altri dei quattrini per Stellantis. I sussidi non sono per noi, ma per gli italiani, che così possono permettersi di comprare le nostre vetture. E insomma, effettivamente sembra una presa per i fondelli, per non dire altro. Qui scrive Tobia Di Stefano, surreale audizione in aula per la D di Stellantis Carlos Tavares, i parlamentari lo incalzano con critiche e domande sul calo di produzione e occupazione del paese, ma per il manager portoghese l'unica soluzione è ottenere altri incentivi dal governo che coprano il 40% di costi aggiuntivi dovuti alla svolta verso l'auto elettrica.
Quindi prende in giro gli italiani. I sussidi appunto non sono per noi, ma per i cittadini che così possono permettersi di comprare le nostre vetture. Zero garanzie sui posti di lavoro e nessun impegno scritto sui nuovi veicoli. Il manager si è limitato a promesse poco dettagliate, neanche invece un accenno di autocritica per la fallimentare strategia green, né di ripensamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi imposti dall'Europa. Tavares sa di avere le ore contate, entro fine 2025 una sorta di commissione interna deciderà il nome del suo successore. Anche ieri i mercati hanno bocciato la riorganizzazione dei vertici aziendali e quindi con la quale ha provato a salvare la poltrona questa riorganizzazione. Il titolo, pensate, ha perso un altro 2,8%. Dall'inizio dell'anno le azioni della multinazionale sono crollate del 44%. E poi, un'altra notizia surreale, questa che fa veramente pensare a quegli scenari, no, orwelliani: la Scozia è vicina, ormai è reato pure pregare per la vita in casa propria. Articolo a firma di Massimo Gandolfini: pregare all'interno della propria abitazione per la vita e contro la pratica dell'aborto diventa un reato in Scozia se la casa si trova all'interno di una delle zone cuscinetto che metteranno in sicurezza i centri dove si può avvertire. La nuova legislazione istituisce delle zone sicure di almeno 200 metri attorno alle cliniche dove interrompere le gravidanze. In queste ampie fasce è vietato intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa che possa causare molestie, allarme o angoscia al personale medico o alle mamme che vogliono ricorrere all'aborto. Anche quindi una semplice preghiera silenziosa vicino a questi luoghi era già considerata passibile di guai. Con le nuove norme anche pregare per la vita nella propria abitazione farà scattare una multa salatissima, se appunto queste case, abitazioni sono nella fascia di sicurezza. Pensate di almeno 200 metri attorno a queste cliniche dove si pratica, l'interruzione di gravidanza. E questo articolo dicevamo appunto a firma di Massimo Gandolfini che segue a pagina 12, ci andiamo un attimo, ecco qui per, le ulteriori argomentazioni, ve lo zoomo perché se no non si vede bene, ecco qua. Pensiero unico, la Scozia protegge i centri per l'aborto, pure pregare in casa per la vita è reato, maxi multe per chi crea angoscia a medici e mamme. Insomma, alla faccia della libertà di manifestazione, cortei mascherati con passamontagna che lanciano quadrelli di porpido, sfondano vetrine, divelgono cartelli stradali, sono libere e democratiche manifestazioni del dissenso. Pregare in silenzio con il rosario in mano è una provocazione fascista e liberticida da reprimere. Una volta di più non si tratta di credenti e non credenti, si tratta di una società che ha totalmente perso il semplice buon senso e il senso stesso di che cosa sia il vivere democratico. Una dittatura ideologica che non si limita a reprimere il dissenso, ma punta a violare la coscienza stessa di persone, la cui colpa è credere nel rispetto della vita di chiunque e pregare perché si salvi la vita anche di un solo bimbo. E poi la conclusione, anche questa molto amara: dopo aver eliminato una vita si pretende di cancellarne la memoria. Ma anche qui viene in soccorso la menzogna. Non si dirà più che è un essere umano, non è un uno di noi, il feto, no, il bambino abortito, è un prodotto del concepimento, un prodotto biologico che come tale va trattato. E se la scienza dice il contrario, tanto peggio per la scienza. Noi preferiamo urlare i nostri slogan mentre scende nei cuori la notte del non senso ed effettivamente, no, si vuole contraddire anche lo stesso dato scientifico e far precipitare tutti noi, no, con questa propaganda in una sorta appunto di non senso nichilistico. E poi, la notizia ovviamente di questi attacchi da parte di Israele contro le basi, ONU in Libano, Crosetto con, la sua provocazione, la sua domanda: "E se dovessimo rispondere?" Messaggio di Stati Uniti, Italia, Francia e Spagna contro gli attacchi, questo articolo a firma di Flaminia Camilletti e Carlo Tarallo. Israele colpisce un'altra base ONU, feriti 2 soldati cingalesi e quindi le forze di difesa israeliane che si difendono, un incidente, reazione a una minaccia vicino alla postazione delle Nazioni Unite. E poi la dichiarazione congiunta di Italia, Francia e Spagna contro gli attacchi a UNIFIL, questa missione appunto ONU in Libano. Anche Biden chiede a Gerusalemme di fermarsi e Crosetto che appunto pone questa domanda provocatoria: e se in futuro potessimo rispondere al fuoco? Intanto continuano i lanci di Hezbollah, in un anno sono partiti 16.000 missili, una media di 43 al giorno. Di questo appunto poi
anche Salvatore Drago a pagina 4. Ma l'articolo anche un articolo di Paolo Del Debbio sulle proteste della Greta, vedete Greta Thunberg qui nella foto, anche questo articolo dicevo dobbiamo vedere Palestina, Green, Indios e weekend lungo, per Greta tutto fa brodo. Non ci dormivamo la notte, esordisce qui Paolo Del Debbio, ormai da 3 anni, e ci chiedevamo quando tornerà Greta Thunberg a Milano. È pur vero che la Salis ha colmato molto del vuoto prodotto dalla sua assenza, però questo gran ritorno ovviamente no, fa parlare, fa discutere. Andiamo un attimo allora a pagina 5, vedete Greta in piazza con la kefia che mischia Palestina, Indios e clima, qui nella foto. Corteo con la Thunberg, ma i verdi tedeschi la scaricano per le posizioni anti-Israele. E quindi noi, scrive qui ironicamente Paolo Del Debbio, rivolevamo Greta e finalmente ieri è tornata a Milano dopo ben 3 anni di attesa interminabile, febbrile, pure fiduciosa, a tratti logorante, ma comunque paziente. Tornerà, è tornata, tanto per non farsi mancare nulla indossava la kefia. Ha dichiarato di essere lì come manifestante e che non intendeva rilasciare dichiarazioni. Ormai è pervasa da un senso di riservatezza e nascondimento e secondo gli insegnamenti di San Benedetto sta salendo i 12 gradini verso l'umiltà. Evidentemente pensa che la sua presenza sia già in sé profetica, messianica ed emani contenuti reali anche se invisibili e che quindi possa agire senza parlare, insomma un po' come i santi. Comunque tra il lusco e il brusco, e forse anche un po' di lambrusco, ieri mattina all'incirca 1 migliaio di studenti si sono radunati con alla testa la Thunberg che ha utilizzato il movimento contro il cambiamento climatico per manifestare contro Israele a favore della Palestina. Come si dice, tutto fa brodo. Ieri era venerdì e infatti il movimento da lei fondato si chiama Fridays for Future, che poi è come dire un weekend lungo perché il future del Friday sono il sabato e la domenica. Ci unisco un bel Fridays for Future e mi becco 3 giorni di vacanza. Nelle manifestazioni gli attivisti del clima si sono uniti come un solo uomo ai collettivi dei licei milanesi e gruppi universitari. I cori hanno riguardato la Palestina e la sua difesa, hanno sostenuto che si stanno distruggendo i territori che diverranno cenere e poi terreno per le multinazionali, cioè si tratterebbe di una guerra per un nuovo piano regolatore urbanistico. E poi i soliti slogan, per esempio il massimo l'hanno raggiunto all'altezza di via Cristoforo Colombo per protestare contro ciò che ricordiamo oggi, e cioè che alla fine è l'anniversario della scoperta dell'America, quello che ovviamente è un evento epocale, no, nella storia del mondo, dell'Occidente, sostenendo che a scuola gli hanno insegnato che Cristoforo Colombo era un genio, mentre la sua scoperta ha dato vita solo a secoli di schiavitù e sfruttamento. Ma è nata la resistenza e noi la combattiamo. Evidentemente hanno scoperto la macchina del tempo, qui chiosa sempre sarcasticamente Paolo Del Debbio, e lottano accanto agli Indios e a Bartolomeo de las Casas. Lascia perdere che non sanno chi sia, ma magari qualcuno lo legge e lo impara anche. Da veri antifascisti hanno fatto di tutta l'erba un fascio. Palestina, Israele, i tetti delle scuole, Colombo, gli Indios, il colonialismo. Mischione che non è piaciuto al ministro federale dell'agricoltura tedesco. Il fatto che partecipi alle manifestazioni filo-palestinesi è terribile, appunto precisato Sam Osmerier. La conclusione di questo articolo: so che per la Thunberg e compagnia bella la citazione latina è un po' sprecata, cioè ex nihilo nihil datur, dal nulla nulla viene, ma almeno contiene in sé un significato chiaro e inequivocabile e la si potrebbe trasformare, qui credo ci sia un rifuso, sì infatti la potremmo trasformare così: ex Thunberg et Thunberghini nihil datur. Amen. E insomma la pietra tombale su quello che è accaduto con questa manifestazione. Ritorniamo dunque, invece alla prima pagina della Verità, intanto vi leggo anche un messaggio che ci è arrivato. Io a questo punto faccio così non dico che interrompo, ma mi piace ecco poi alla fine anche leggere i vostri messaggi, no, perché comunque, alla fine spiegano anche quello, aggiungono tanto a quello che stiamo dicendo adesso. E ci è arrivato un messaggio proprio sul caso del dossieraggio. Magari ve lo apro da qui o se no, se puoi Lorenzo mandameli pure su WhatsApp, perché così
li posso aprire più facilmente. Vabbè che adesso li sto aprendo anche da Skype. Per esempio ci scrive, vediamo se si è firmato: "Sì, Mario, buongiorno. Non vorrei che questo nuovo caso di dossieraggio di Bari servisse a intorbidire le acque". Eh sì, perché c'è ovviamente un altro caso di dossieraggio, sapete, di questi accessi abusivi al sistema informatico da parte di un impiegato bancario di Bitonto. Ovviamente poi adesso ci arriviamo e lo svisceriamo l'argomento. Quella più grave è quella contro la Lega, sia per l'attacco a Salvini descritti da Palamara, sia per i 49 milioni di euro. Ci vuole una commissione d'inchiesta. Assolutamente d'accordo con te Mario, infatti Matteo Salvini su questo ha insistito tanto, perché veramente grave, no, che ci siano sempre questi dossieraggi a senso unico. La Meloni ovviamente ironicamente, no, ha commentato con "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano", come al solito accusata poi di questo vittimismo, continuo che le viene attribuito a scritto, però è la verità. Immaginiamoci se accadesse a parti invertite, se fossero così bersagliati gli esponenti di sinistra. E poi, come hai scritto te Mario, il caso Palamara, vi ricordate, fu veramente scandaloso, tanti dissero se fosse successo in altri paesi, insomma, veramente si sarebbe scesi in piazza, ci sarebbero state delle proteste furibonde, furiose, perché lì proprio si scoperchiò un sistema e si mise in evidenza come poi certe indagini venivano condotte, lo stesso Palamara che addirittura si lasciò scappare la frase: Salvini ha ragione a contrastare l'immigrazione clandestina, ma va fermato". E infatti adesso è rinviato anche a processo. L'assurdità, come ha detto lui stesso: "Io rischio 6 anni", quando magari 6 anni non vengono chiesti nemmeno per stupratori, per violentatori. E allora, chiudiamo questa prima parte della prima pagina proprio della Verità, vedete, con quest'altro scandalo che, oltretutto io avevo visto era stato anche, sollevato, appunto comunque fatto notare da Provita, l'associazione appunto Provita e Famiglia, e cioè che Giulia che ha nominato il funzionario, il ministro Giuli, il neo ministro Giuli, appunto della cultura, che ha sostituito Gennaro Sangiuliano, ha nominato il funzionario gay cacciato da Fratelli d'Italia. Spano, ve lo ricorderete, che fu travolto da uno scandalo nel 2017, è vice capo di gabinetto, ma il ministro che invece risponde è bravo. E di questo se ne occupa Francesco Borgonovo. Il neo ministro della cultura Alessandro Giuli, con una mossa a sorpresa, ha nominato Francesco Spano vice capo di gabinetto. Spano era finito in uno scandalo a sfondo gay sollevato dalle Iene nel 2017 e si dimise da un incarico anche su pressione proprio di Fratelli d'Italia. Provita in subbuglio, ma Giuli tira dritto, quello che appunto vi stavo dicendo. Allora, per completezza, andiamo un attimo a pagina 12, poi vi leggo anche l'intervista a Marco Rizzo perché riserva delle sorprese. Allora, dicevamo, ecco qui, qui intanto nella foto vedete, Sammy Basso, ieri ci sono stati i funerali, è stato letto il testamento. Avete anche visto, no, che in questi ultimi giorni il presidente Zaia aveva anche rilanciato il video in cui Basso spiegava il suo rapporto con la fede e diceva che senza fede lui si sentirebbe praticamente si sarebbe sentito vuoto, non parlando di fede non avrebbe parlato di una parte importantissima di sé. Si sono svolti ieri a Tezze sul Brenta i funerali di Sammy Basso, il ricercatore è affetto fin dalla nascita appunto da una malattia rara che causa un invecchiamento precoce del corpo. È stato letto anche il suo testamento, un inno alla vita e una testimonianza di fede che Basso ha scritto di proprio pugno. La gloria personale, la grandezza, la fama altro non sono che qualcosa di passeggero. L'amore che si crea nella vita invece è eterno, poiché Dio solo è eterno e l'amore ci viene da Dio. Se c'è una cosa di cui non mi sono mai pentito è quello di avere amato tanto persone nella mia vita e tanto, eppure sempre troppo poco. Ecco, parole quindi di una profonda saggezza, saggezza cristiana, lui che era così appunto credente. Vi dicevo invece di questa nomina di Giuli che tira dritto e nomina il ministero l'attivista LGBT che fu silorato da Fratelli d'Italia. Francesco Spano è vice capo di gabinetto per il titolare del MIC è bravo, ma nel 2017 appunto finì questo scandalo svelato dalle Iene. Meraviglie dei tempi che cambiano, esordisce Francesco Borgonovo. Giusto ieri contro il centrodestra piovevano dalle opposizioni accuse violentissime di omofobia, intolleranza e anche terrapiattismo. Tutto perché Rossano Sasso, leghista, ha sparato a palle incatenate contro il corso di teoria queer che si tiene all'Università di Sassari, cosa che ovviamente ha suscitato le ire di chi pensa che promuovere la suddetta teoria sia questione di diritti e non di ideologia.
Ebbene, proprio mentre va in scena questa polemica, ecco che si verifica un fatto piuttosto curioso. Alessandro Giuli, nuovo e forbitissimo ministro della cultura, presentato come un ferrigno esponente della destra, prima revoca l'incarico di capo di gabinetto al consigliere Francesco Giglioli perché è venuta a mancare la fiducia, poi nomina vice capo Francesco Spano. Il nome più non dirà molto, eppure qualche anno fa fu sulla bocca di tutti per qualche settimana dopo un rovente servizio delle Iene. All'epoca, era il 2017, Spano era da poco diventato direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'UNAR, un organismo che fa capo alla Presidenza del Consiglio, all'epoca feudo renziano. La referente era Maria Elena Boschi, allora sottosegretario. Sull'UNAR se ne potrebbero dire di ogni. Più che occuparsi di proteggere i discriminati, negli anni ha agito come una sorta di centrale di propaganda del pensiero unico, del wokismo ante litteram. E già questo basterebbe per suscitare stupore riguardo alla scelta di Giuli. Ma ovviamente c'è di più. Le Iene, con un servizio di Filippo Roma, raccontarono che l'ufficio antidiscriminazione aveva finanziato un'organizzazione chiamata ANDOS, ovvero Associazione Nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale, e tale associazione riuniva circoli privati, associazioni LGBT diffusi su tutto il territorio italiano. Dove stava il problema? In due particolari. Prima cosa, Spano era iscritto Andos, lo negò più volte, ma la tessera con il suo nome dissolse ogni dubbio. Poi la parte più scabrosa. Le Iene mostrarono che in circoli associati a Andos si svolgevano serate a base di sesso anche a pagamento. La trasmissione di Italia 1 parlò esplicitamente di un'associazione di imprenditori del mercato del sesso e Spano spiegò che UNAR aveva attribuito finanziamenti alle associazioni che avevano i requisiti e disse di essersi basato su quello che ci dichiara lo statuto delle associazioni. Insomma, affermò di non sapere nulla di festini, prostituzione e via folleggiando. Non fu sufficiente. Contro di lui insorsero in tanti, a partire da Fratelli d'Italia, e Giorgia Meloni annunciò anche di aver presentato un'interrogazione urgente per chiedere proprio la chiusura immediata di questo UNAR e le dimissioni del suo direttore Spano. Maurizio Gasparri di Forza Italia ci andò altrettanto pesante e così 5 Stelle per bocca di Alessandro Battista. Curioso anche che oggi i pentastellati abbiano invece l'accusa di omofobia molto facile, accusa che riservano ai loro avversari politici. Risultato, Spano presentò le dimissioni e con lui anche Marco Canale, presidente di Andos. La vicenda finì anche alla Corte dei Conti, che non rilevò illeciti sul versante dei finanziamenti pubblici. I bandi erano stati condotti in maniera pulita, anche se Spano aveva la tessera Andos. Rimaneva il tema politico, lo stesso che in parte viene sollevato ora, perché a distanza di qualche anno lo scenario è simile ma diversissimo. L'area Provita ha preso della nomina di Spano, ha subito storto il naso per usare un eufemismo. Provita e Famiglia ieri sera ha lanciato una petizione, Simone Pillon, tutto sommato la tocca piano. Il mio consiglio al bravo ministro Giuli è di annullare la nomina di Francesco Spano nel suo staff, scrive. Abbiamo di meglio di uno cacciato dalla Boschi, su richiesta della Meloni, per essere socio di un club LGBT finanziato dall'UNAR che presiedeva. Dopo la Concia ancora si nominano esponenti di sinistra per una sorta di sindrome di Stoccolma. Caro ministro Giuli, niente inferiorità culturale, please, e no a cappotti rossi. Interpellato in proposito della verità, il ministro Giuli è piuttosto diretto. Io scelgo le persone brave che hanno dimostrato dedizione e lealtà lavorando con me. Quelle in Spano ha lavorato con me al Maxi. Dopo un periodo di prove di un anno, visto che le cose hanno funzionato magnificamente, era stato riconfermato e sarebbe rimasto con me fino alla fine dell'incarico. Ha grandi qualità tecniche, è un cattolico progressista, tutto quello che fa nella sua vita privata riguarda lui. E insomma, Giuli spiega di avere poi ottimi rapporti con tutte le religioni, dice di aver sempre agito guidato dal concetto che è la maestà delle istituzioni che conta e la bontà delle persone che le servono. Io rappresento una istituzione pubblica. Dal canto suo ribadisce non c'è alcuna polemica, sono altri che si agitano. Non mi interessa, afferma. Il confronto con chi ha pregiudizi fondati su fanatismi, non mi interessa il confronto con chi ha dei pregiudizi che sono basati sui fanatismi religiosi. Il messaggio è chiaro e chissà se piacerà a tutti. E insomma ci lascia con questo punto di domanda Francesco Borgonovo, anche perché un governo di centrodestra ci si sarebbe aspettata anche qui un'altra nomina, no? Addirittura nominato chi
fu cacciato anche su pressioni, guarda caso, proprio della Meloni e di Fratelli d'Italia. Piccola pausa anche perché sono arrivati tanti vostri messaggi, allora li leggiamo a rientro da questo break. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il Vittorio te la linea. Grazie Lorenzo. Allora dicevo, leggiamo anche i vostri messaggi che sono arrivati, per esempio Ambrogio, no? Ci scrive: buongiorno, mancava solo la Gretina a sguazzare indisturbato nella Milana che Sala ha trasformato in fogna a cielo aperto. Questa Milano, poi del resto la Gretina è come vabbè, Ambrogio qui forse è un po' calcato la mano, diciamo che è una sorta di piccolo mammifero, no? Questa Greta che sguazza nella fogna milanese. Io credo che tu ovviamente faccia riferimento a tutti i problemi che si stanno accumulando a Milano di insicurezza, di illegalità, basta fare sempre un giro a Stazione Centrale e nei paraggi. Mario poi che ci scrive anche: buongiorno, l'audizione di Tavares ci mette davanti a un bivio, o il governo fornisce i quattrini agli italiani per comprare la macchina elettrica o dovrà comunque versarli per la cassa integrazione, visto che produrre in Italia costa troppo. Se lo sommiamo con la casa green che vorrebbe l'Europa per i cittadini, sono veramente guai. Esatto Mario, delle vere mazzate, delle eco batoste, ma da tempo che lo ripetiamo, che si dice anche su queste onde, però poi alla fine non si viene ascoltati. È da tempo poi che ovviamente la Lega conduce questa battaglia, no, all'Europarlamento contro la svolta green, anche per il Green Deal comunque della von der Leyen, che aveva poi lanciato determinate promesse agli agricoltori quando erano scesi in piazza a protestare proprio a Bruxelles, promesse che insomma sembra che se li stiano quasi puntualmente, matematicamente rimangiandosele tutte lì nella Commissione europea. E allora vediamo, poi ci sono arrivati altri messaggi anche su Facebook, ma chiudiamo questa parte intanto perché vedete, vi stavo anticipando l'intervista al vetero comunista Marco Rizzo, a pagina 13 di Oggi della Verità. Grido che mi piace la donna contro il pensiero unico che distrugge la famiglia. Un'intervista condotta da Maurizio Caverzan. Guardi che Gramsci, se fosse vivo, starebbe con noi, mica con la Schlein. Marco Rizzo, oltre al capitale, ha trovato nel politicamente corretto un nuovo nemico del popolo. Le multinazionali ci vogliono single e indottrinati per guadagnare. E insomma, un'intervista che riprende anche i temi che lui aveva affrontato, no, in questi giorni con un'altra intervista. Andiamo allora un attimo a pagina 13, anche perché sono veramente tante le provocazioni, gli spunti che lui lancia. I veri discriminati sono gli eterosessuali, addirittura il leader di Democrazia Sovrana e Popolare ha usato quindi la donna contro il nuovo pensiero unico che vuole distruggere la famiglia. A beneficiarne sono le multinazionali di questo pensiero unico, di questa omologazione culturali, e quindi le multinazionali che sognano un mondo di single. Oggi Gramsci starebbe con noi, appunto non con la Schlein. Insomma, che volgarità Marco Rizzo. Purtroppo oggi, per far capire certi concetti, bisogna ricorrere anche a qualche espressione colorita. Mi pare abbia funzionato visto che ne stiamo parlando. Riassumiamo brevemente per chi si fosse perso, no, l'artefatto. In un mio intervento di 18 minuti ho provato a spiegare come sta girando il mondo, risponde Rizzo, dalla guerra allo schiacciamento della classe lavoratrice, dal cambiamento epocale nelle abitudini all'attacco alla famiglia, fino alle nuove ideologie che irrompono nella nostra vita. Per spiegare questa trasformazione ho intercalato una frase pronunciata con grande serietà. Mi piace la gnocca, che detto così sembra, no, una sorta di personaggio berlusconiano, Cettola qualunque, redivivo. Sapevo che mi sarei scontrato con il totalitarismo del pensiero unico, perché un conto è essere contro ogni discriminazione di gusti sessuali, di razza e ogni tipo, un altro è voler imporre i desideri e le preferenze di una minoranza a tutta la popolazione. Marco Rizzo è un politico difficilmente classificabile, un po' novecentesco, molto pacifista, larvatamente complottista, trasversale agli schieramenti. Fino a qualche tempo fa era segretario del Partito Comunista, di cui poi è diventato presidente onorario. Adesso è candidato alle regionali L'Umbria del 17 e 18 novembre con la lista Democrazia Sovrana e Popolare di cui è fondatore. Anche il suo linguaggio può risultare eccentrico, parla di classe lavoratrice e di operai e non solo.
E poi i suoi virgolettati, vedete, Vannacci è un uomo controcorrente con il quale mi confronterei sul tema della guerra. E poi anche, vedete qui la risposta sulla domanda a proposito del politicamente corretto, sul politicamente corretto. È diventato di moda però prendersela con il politicamente corretto? Dire che è una moda è uno stratagemma per non affrontare l'argomento e nascondersi dietro un dito. Oggi la pratica mostruosa dell'utero in affitto e laboratori nelle università pubbliche destinati ai bimbi trans dai 5 ai 14 anni, come quello di sabato scorso presso l'Università Roma 3, sono diventati la normalità, così come l'attacco costante e forsennato alla famiglia, che non è più quella descritta come prima cellula della società borghese da Friedrich Engels 150 anni fa. Oggi, senza le famiglie che svolgono la funzione dello Stato sociale, ci ritroveremmo 11 milioni di poveri in più. Questa è la normalità propugnata sempre dai soliti potenti. Vi leggerei, ecco, le altre risposte per gli altri temi, ma qui abbiamo la conclusione, vedete, altro virgolettato, i Dem sono finiti perché hanno scelto come segretario un alto borghese che passava per caso, quindi l'ha stoccata contro la Schlein, e infatti nella chiusura la domanda proprio su lei, sulla segretaria del PD, che impressione le fa Elly Schlein che canta con gli articolo 31? Mi dà l'idea di un partito ormai finito, almeno rispetto alle motivazioni sociali e di passione che dovrebbe avere. Non sarà un caso se il PD, invece di scegliere un segretario al suo interno, ha preso una passante dell'alta borghesia. E poi Ambrogio che ci scrive invece per il caso Spano, che abbiamo prima, no, ricordato con questa nomina del ministro Giuli, il caso Spano è la prova provata di quanto il centrodestra a volte commetta delle leggerezze, delle sciocchezze, perché è sempre pronto a tendere una mano a chi poi ti sputa o peggio ti ha già sputato in faccia. E Ambrogio effettivamente è una nomina che reputiamo sbagliata, riteniamo assolutamente anche qui una manifestazione, tu dici, di questo atteggiamento, no, che fa veramente pensare a una sorta di sindrome di Stoccolma, ed era quello che infatti si scrive anche nell'articolo di Francesco Borgonovo, anche quando ci fu la nomina della Concia. E allora chiudiamo questa parte, corriamo perché poi dobbiamo anche aprire le linee e sentire per il collegamento Matteo Desio per l'analisi comunque di questa notizie della giornata, ma dobbiamo andare anche su tutte le altre testate. Allora rimaniamo nell'area di centrodestra, apriamo la prima pagina di Libero di oggi. Vedete la fogna della Repubblica, spie e dossier Salvini che tuona, caso Striano, pressing del vice premier sul silenzio dell'ex procuratore dell'antimafia De Rao, parli e se non ha nulla da dire è anche peggio. E poi l'editoriale proprio di Daniele Capezzone, no? Su questo tema ormai i lettori di Libero hanno perfettamente chiari davanti ai loro occhi i contorni della sporca faccenda del dossieraggio contro il governo. A questo punto però si tratta di capire che cosa intenda fare davvero la politica. Dunque, a prescindere dall'azione della magistratura e quindi dell'inchiesta in corso a Perugia, come pensano di muoversi governo e Parlamento? E questo appunto segue a pagina 2 anche il virgolettato proprio del vice premier Matteo Salvini. Matteo Salvini: è inaccettabile che nel palazzo che dovrebbe rappresentare la legalità, la procura antimafia, sia nato un verminaio di spioni. È un attacco non solo alla Lega, ma alla tenuta democratica del paese. Ci sono dei mandanti? Gli italiani hanno il diritto di sapere. Il procuratore era Cafiero De Rao. Se ha qualcosa da dire, ha il dovere di farlo. Se non ha nulla da dire, forse è ancora più grave. E quindi qui vedete, no, Daniele Capezzone che spiega tutta questa questione, scandalo dossieraggi, Salvini che va in pressing, De Rao ha il dovere di dire tutto ciò che sa, il leader della Lega che sfida il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore antimafia, ma appunto parli se non hanno nulla da dire. Ecco le possibili mosse di Parlamento e Governo per fare davvero luce sulla vicenda. E qui appunto la spiegazione nella didascalia: a sinistra Federico Cafiero De Rao, deputato Movimento 5 Stelle e procuratore nazionale antimafia all'epoca del dossieraggio abusivo, e a destra appunto il leader della Lega Matteo Salvini, una delle vittime di questi scaricamenti abusivi. A sbloccare l'audizione di Cafiero De Rao, Libero, ormai il 25 settembre scorso, si è rivolto con una lettera aperta ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa affinché
compiano tutto ciò che è necessario e possibile per consentire l'audizione da parte della Commissione antimafia di Federico Cafiero De Rao, che oggi è vicepresidente di quell'organismo e per una parte consistente di quell'arco temporale in cui sono avvenuti gli accessi abusivi delle banche dati, era pure il procuratore nazionale antimafia. Quindi pensate che il rischio di conflitto di interessi, no? Lui che dovrebbe sedere lì dalla parte nel banco dei controllori, dei controllanti, quando in teoria dovrebbe essere lui quello controllato perché rivestiva quel ruolo e mentre lui era procuratore nazionale antimafia avvenivano questi dossieraggi e poi comunque c'era una responsabilità, no? Il fatto di controllare, di supervisionare. E allora tutti gli scenari qui prospettati appunto da Daniele Capezzone, come vi dicevo, dunque nulla vieta, anzi tutto consiglia di accelerare su questo fronte, sul fronte appunto quello di una autonoma attività investigativa, oltre alle indagini della procura di Perugia, un'autonoma attività investigativa della Commissione parlamentare antimafia, che appunto gode di questi poteri. Le domande a cui i parlamentari dovrebbero cercare di fornire una risposta sono 5, una più grave dell'altra. Ve le leggo perché qui insomma c'è da riflettere su quello che è successo. Chi all'interno della Procura Nazionale Antimafia e della Guardia di Finanza ha scelto, incaricato e poi coperto il sottufficiale Pasquale Striano, vi ricordate, no? Della Guardia di Finanza che compiva questi accessi abusivi? Oppure chi nella migliore delle ipotesi ha omesso di vigilare adeguatamente sul suo operato? Davvero vogliamo credere che a fronte di decine di migliaia di accessi illegali per estrarre informazioni riservate, con ben 200.000 documenti scaricati, tutto sia confluito in qualche articolo di un quotidiano domani? E tutto il resto del materiale che fine ha fatto? Che uso è stato compiuto di questa massa di informazioni? O che uso si pensava di compierne? E in cambio di quale utilità? Se dovesse essere confermata la tesi accusatoria e quindi la responsabilità del sottufficiale Striano, siamo così ingenui da credere che abbia svolto un'attività così rischiosa solo per passare qualche carta a un pugno di cronisti? Se questa attività di pesca a strascico, la quarta domanda che si pone Capezzone, avveniva on demand, cioè su richiesta di qualcuno, di qualche mandante, chi sono questi soggetti che hanno effettuato richieste indebite? Si deve ritenere che in circuiti istituzionali o su binari paralleli si fosse diffusa la convinzione che esistesse un service provider di informazioni sensibili? Punto 5. Vi sono entità estere che si sono avvantaggiate di questa attività? Ecco, e quindi bisogna anche qui la proposta di Capezzone è convocare in Parlamento il ministro Nordio e riformare, qui vedete la lettera D, riformare le regole esistenti su procura antimafia e poi SOS, il meccanismo delle SOS, cioè delle segnalazioni SOS, segnalazioni sospette, significativamente, scusatemi, espanso e allargato ai tempi del ministro Grillini, Alfonso Bonafede. Quindi questo meccanismo deve rimanere tale e quale. Ecco, questi sono solo alcuni esempi delle iniziative possibili che appunto lascia intravedere Daniele Capezzone. L'intrusione nei conti correnti, Meloni spiata, caccia ai complici del bancario di Bari, quello che stavamo accennando prima. Coviello, questo impiegato di Bitonto, ha compiuto 6.637 accessi abusivi in 2 anni. Pensate, su 3.572 persone, tra cui il premier Giorgia Meloni, ministri e VIP, inquirenti alla ricerca adesso dei mandanti e collaboratori. Questo è l'articolo a firma di Elisa Calessi, vedete, 52enne di Bitonto, Vincenzo Coviello, ex funzionario della filiale, scusatemi, di Intesa San Paolo di Bisceglie, per 2 anni, quindi tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, ha espiato i conti correnti, dicevamo, di oltre 3.500 persone. Una bricconata di un impiegato annoiato, hanno detto o pensato in tanti, ma la pista degli investigatori non è questa. La sicurezza del paese, secondo gli inquirenti, è stata proprio messa in discussione e non è detto che lo abbia fatto da solo. Il sequestro degli strumenti informatici usati dall'ex funzionario, infatti, è disposto perché si legge verosimilmente in concorso e previo concerto con persone da identificare, magari mandante degli accessi abusivi al sistema informatico del gruppo Intesa, Banca Intesa, destinataria delle informazioni acquisite con l'accesso abusivo, poneva in essere le condotte quindi di accesso abusivo di cui si è detto e dunque di accesso indebito ai dati finanziari di istituzioni poste a fondamento della Repubblica.
E ancora i magistrati parlano di abuso delle sue mansioni di dipendente dell'Istituto San Paolo assegnato alla sede distaccata di Bisceglie. E tutto quindi comincia dalla querela di un noto medico pugliese del 22 luglio 2024 informato dalla banca degli accessi al suo conto. Da qui comincia l'indagine che ha portato il 10 ottobre alla perquisizione dell'indagato, della sua casa, del suo ex posto di lavoro e al sequestro di telefoni e PC. Ci scrive Gianni da Genova invece: caro Pier Vittorio, quando i vertici della Lega chiederanno chiarimenti ai zampetti quirinalizi che come si sa controllano quella fonte limpida, qui è limpida in grassetto Gianni, credo ovviamente un po' ironico, che è il CSM, e come si sa il presidente dirige con impareggiabile imparzialità, dato che ha come garanzia la tessera del Democratico PD. Che paese! La Lega dà troppo fastidio, non è completamente sterilizzata come i nostri amici, fratelli della NATO e forza von der Biden. Von der Biden. Gianni da Genova. E Gianni, qui effettivamente no, affronti, tocchi un argomento che quante volte poi alla fine abbiamo ripetuto anche le nostre trasmissioni su queste onde di Radio Libertà. La Lega, partito scomodo, partito antisistema, partito che vuole cambiare il sistema e che quindi il sistema colpisce, bersaglia con queste intercettazioni, con questi dossieraggi. Abbiamo appena sentito proprio le parole di Matteo Salvini, qui vedete, no, ve lo riassumo, lui che ha detto appunto ci sono mandanti, si è chiesto chi sono questi mandanti dell'attacco alla Lega, ma comunque anche ad altri settori del centrodestra, con questo verminaio di spioni, come l'ha chiamato. E qui l'articolo poi di Brunella Bolloli, vedete come è nata l'inchiesta Farlocco contro Gravina, il presidente della Federcalcio, dagli incontri al bar Perù di Striano al falso fascicolo preinvestigativo da Salerno per incastrare il capo della FIGC. E questo è un altro caso, no, di dossier che si fabbricano. E poi Gian da Brescia che ci scrive: pia illusione trovare i mandanti dello spionaggio e del dossieraggio. Evidentemente Gian, tu fai riferimento ai tanti casi che abbiamo visto in Italia, no, di inchieste che sono finite nel nulla poi per i continui depistaggi veramente no, continui, implacabili, che poi hanno impedito di trovare la verità, appunto di risalire alla verità oggettiva dei fatti. Dicevo quindi che dobbiamo correre, allora volevo leggervi però a pagina, credo 12, vero, di Libero, vi apro anche l'articolo, l'editoriale del nostro direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, sul caso invece di Israele. E allora andiamo, come dicevo, a pagina 12, qui intanto vi zoomo anche dalla prima pagina di Libero, vedete Vice President Kamala Harris, Kamala già in testa ma solo sulle copertine glamour, e poi l'apertura dei centri per i migranti in Albania, e su questo appunto scrive Francesco Storace a pagina 13. Ma a pagina 14, scusatemi, 14 non 12, vedete no, Gaza non è Hiroshima, un altro Nobel che sbaglia. La precisazione quindi di Giovanni Sallusti su quello che sta accadendo, no, per le polemiche contro la reazione israeliana agli attacchi di Hezbollah. Allora andiamo un attimo qui a pagina 14, vedete qui è sempre lo spazio che il Libero dedica agli editoriali, qui addirittura al caso poi della censura rossa, l'assessore critica le donne con gli attributi e il PD lo costringe ad andarsene, se ne occupa Pietro Senaldi, mi dimetto perché alla sinistra, che avevo visto come una roccaforte di libertà, la libertà più autentica non interessa affatto questa libertà. L'unica molla ormai capace di muoverne i riflessi condizionati è il narcisismo etico. L'unica cosa importante per voi è posizionarvi dalla parte dei giusti e dei buoni, fare vedere che lo si è pur non essendolo mai. Finisce così, pensate, dopo 6 anni, con un atto d'accusa al sistema progressista politico e di pensiero, l'avventura da assessore alla cultura del comune di Livorno di Simone Lenzi con un passo indietro sollecitato dal sindaco Luca Salvetti, che ritiene di non avere rogne più importanti nel difendere i suoi uomini e i suoi principi. Lenzi, pensate, se ne deve andare sotto l'ignominiosa accusa di essere omofobo dopo aver firmato tutti i provvedimenti della città in favore della comunità LGBT e aver pure sposato delle coppie gay. Evidentemente la comunità non ha gradito le battute di genere, ma se ti senti offeso non significa che tu abbia ragione, replica l'ex assessore con le parole del comico britannico Ricky Gervais. E gli dà ragione anche Ivan Scalfarotto che accusa la sinistra di ignoranza. Chi accusa Lenzi di omofobia non ha letto un rigo della sua opera. Insomma, tutto era successo, qui vedete spiegato, le sue disavventure di Lenzi iniziano con un tweet nel quale attacco il Fatto Quotidiano definendolo appunto un verminaio del nulla
e un laboratorio di aviazione morale. Da quel momento misteriosamente lo investe un ciclone e rende universali tutti i suoi giudizi precedenti, in particolare uno in cui criticava una statua di donna con attributi maschili, eccola qua, vedete, l'opera di Jade Guanaro Curichi Olivo, e lui appunto aveva scritto: tengono a farci sapere che la donna quintessenziale ha il membro, lui lo scrive più volgarmente, con colorita espressione sicula, non è che siamo borghesi scandalizzati, siamo borghesi annoiati a morte da questo lavaggio del cervello, prevedibilità continua. Mesi prima Lenzi se l'era presa con le 28 categorie di identità sessuale asseverate, tra cui compaiono appunto i lit sexual e gli scolio sexual. Cosa si scopre? No, ogni giorno ci sono novità. Detto che quanto alla soglia della vecchiaia mi sento libero dall'obbligo di identificarmi, augurandosi di non essere per questo discriminato. E insomma, era bastato scrivere queste considerazioni che insomma, sembrano anche di buon senso, come aveva scritto lui, no? Da persona annoiata da tutto questo lavaggio del cervello, per adesso essere accusato proprio, no, di omofobia. Ci arriva il messaggio da Silvio da Torino con questo meme su appunto il riferimento a Carlos Tavares. Prima stavo commentando la sua audizione in Parlamento, lui che sapete appunto l'amministratore delegato di Stellantis a questo punto è in scadenza, allora Silvio ci scrive: no, i quattrini non te ne diamo più. Stop incentivi per l'auto elettrica, quella con il guinzaglio. Te capì? E beh, giustamente Silvio, no? Anche te fai riferimento a tutto quello che abbiamo visto in questi anni con un altro tipo di propaganda, quello sull'auto elettrica, abbiamo visto poi i danni con le vendite che sono drasticamente diminuite. Giovanni Sallusti, vi dicevo, è il nostro direttore di Radio Libertà, quindi con quello che è il commento sulla figuraccia di questo premio Nobel, perché lui spiega, Giovanni Sallusti, imperversa nella nostra contemporaneità fuori controllo una fallacia logico-morale uguale e contraria a quella che Leo Strauss definiva reductio ad Hitlerum, cioè l'abitudine di utilizzare qualunque evento della storia e della cronaca, poi alla fine trasformandolo, dipingendolo in una sorta di reincarnazione del nazismo. E invece si tratta di una sorta di reductio ad Gazam, la convinzione monomaniacale che tutte le umanità sofferenti, presenti, passate e future si rispecchino nel palestinese della striscia, ormai un tipo umano totalmente destoricizzato, no? E assai idealizzato, diciamo quantomeno privato anche delle cinture kamikaze, dell'equipaggiamento di Hamas, che pure da quelle parti viene sfoggiato, quasi corrispondente all'idea platonica di oppresso con la O maiuscolo. E qui vedete infatti Toshiyuko Mimaki, premiato ieri a Oslo, per cui quanto segue non ci ha sorpreso particolarmente, anche se a rigore costituisce un maltrattamento bello e buono della storia. Ieri si assegnava il Nobel per la pace, spesso in utilità somma di quel rito ormai smaccatamente inutile che è l'onorificenza mondiale. Tra i favoriti della vigilia c'erano Zelensky, l'Ocse e perfino l'UNRWA, nonostante il dettaglio per cui alcuni suoi dipendenti siano stati avvistati il 7 ottobre scorso insieme ai galantuomini coranici diretti a sgozzare ebrei. In ogni caso sono stati tutti sbaragliati, appunto dicevamo, da Neon Idankeio, l'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, la quale riceve il premio per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate. E appunto il direttore dell'organizzazione, qui vedete in foto, ve la zoom, no? Toshiyuki Mimaki, è stato esposto alle radiazioni nella sua casa di Hiroshima all'età di 3 anni e durante un incontro con i media a Tokyo ha dichiarato: le armi nucleari dovrebbero essere assolutamente abolite. Le armi nucleari non conducono alla pace. Lo dice con la definitività esistenziale delle piaghe impresse nella pelle, per cui è degno di rispetto a prescindere, nonostante la resa del suo paese sodale della Germania nazista nei giorni immediatamente successivi sia una smentita oggettiva e anche l'equilibrio sicuramente cupo ma stabile della guerra fredda in realtà. Abbiamo detto più volte di questa deterrenza delle armi nucleari e tanti hanno anche detto che se l'Ucraina non avesse ceduto le sue armi nucleari, le avesse riconsegnate alla Federazione Russa, probabilmente nessuno dalla Russia sarebbe sognato di invadere l'Ucraina. Vabbè, altro piccolo dettaglio. In ogni caso l'enormità viene dopo da parte di Toshiyuki Mimaki, perché questa enormità è francamente inascoltabile e difficilmente trascrivibile. A Gaza vediamo bambini insanguinati, è come in Giappone 80 anni fa.
Eccola la reductio. No, Dio mio, o qualunque cosa in cui creda oggi Toshiyuki. Non è possibile. Non può essere così dominante l'esclusività della tragedia indebitamente affidata a quel lembo di terra, sempre meno sotto il tacco di Hamas, da divorarsi anche il vissuto, le proporzioni, le città cancellate e le persone scarnificate a ombre in una frazione di secondo, tutto ridotto appunto a specchio anticipatore della barbarie dell'esercito israeliano e mai invece delle belve islamiste, mai dei discendenti di coloro che all'epoca avevano lo stesso alleato del Giappone, tal Adolf Hitler, bisognerà pur dirlo. E allora a questo punto chiudiamo qui, giustamente tu Lorenzo mi chiedi per le interviste, facciamo così, andiamo un attimo sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi e poi lanciamo le nostre interviste, anche perché credo una è della durata di 11 minuti al coordinatore della Lega Giovani di Lecco e l'altra credo quasi di 14 minuti al saggista Andrea Parasiliti, per parlare appunto del rapporto invece, oggi questa rubrica, no, sul rapporto tra cibo e letteratura, cibo e potere. E allora dicevo, apriamo la prima pagina del Corriere della Sera, vedete Europa e Stati Uniti, l'alto là a Israele su questo tema, ancora spari sulla missione ONU, la difesa rimaniamo in Libano, Macron a Meloni basta aiuti militari. E poi Biden non colpire UNIFIL, media arabi nella notte, un attacco informatico all'Iran. Il vuoto e le armi. Questo l'editoriale di Massimo Gaggi che chiede appunto ma Israele deve rispettare questi limiti, sono state superate delle linee rosse, ora l'esercito dello Stato ebraico parla di errore a proposito di questo attacco sulle postazioni UNIFIL, ma le testimonianze, qui riporta Massimo Gaggi, sono invece in un'altra direzione. Dicono altro, che si sia trattato di un avvertimento o di colpi invece sparati verso postazioni Hezbollah vicinissime a quelle delle forze ONU, il messaggio è chiaro da tempo. Con l'occupazione israeliana del Libano meridionale, Israele non vuole più l'intralcio delle forze di interposizione. C'è sicuramente la violazione del diritto internazionale che l'ONU, l'Italia e gli altri paesi coinvolti nella missione di pace devono denunciare. Dopo l'indignazione però viene lo sconforto per il vuoto, soprattutto quello dell'America alla vigilia del voto con un presidente uscente dimezzato, incapace di influenzare Netanyahu, nel quale Israele continua ad alzare la posta della controffensiva lanciata dopo l'attacco di Hamas. E di questo tema così delicato di politica internazionale ovviamente parla anche Giulio Tremonti, oggi sul Corriere della Sera, pagina 8. Allora, velocissimamente questa intervista, prima della pausa di sentire le interviste, ecco qua, vedete, no? Quanti errori in passato Stato ebraico e Occidente devono compiere un mea culpa. Tremonti, distruggere interi paesi porta solo nemici, qualcuno in Occidente dovrebbe compiere questa mea culpa, questa autocritica, e non solo Israele. Giulio Tremonti, già vice premier e più volte ministro, oggi è la guida della Commissione Esteri della Camera. Presidente, ma di chi sta parlando? E qui una citazione che lui che ama ricordare spesso, no? Tremonti, se vi ricordate anche per Radio 7, quando lo avevamo intervistato al Palazzo delle Stelline, insieme a Marcello Fo, aveva ripetuto questa citazione shakespeariana, cioè nella tragedia La Tempesta, what's past is prologue, cioè ciò che è passato è il prologo di quello che avverrà. Ciò che in Medio Oriente sta accadendo oggi nasce da una serie di errori commessi in passato, un po' da tutti, però Israele è arrivato a sparare sull'ONU. Le colpe sono di tutti e in crescendo anche quelle di Israele, ma conta la dimensione storica di quel che sta accadendo. A cosa si riferisce? Partiamo dai due cartelli che Bibi Netanyahu mostra alle Nazioni Unite il mese scorso. Da una parte i nemici di Israele, dall'altra gli amici, la maledizione e la benedizione. Il problema è che gli stati amici rappresentano una cinquantina di milioni di persone, i nemici invece alcune centinaia di milioni e questo è un primo problema gigantesco. E qual è il secondo problema? Guardando quei cartelli impressiona ciò che non c'è più. Gli accordi ONU del 48 prevedevano 2 stati in Palestina, non ci sono mai stati, in compenso ne sono stati distrutti altri 3 e qui l'autocritica, no? La riflessione sugli errori commessi dall'Occidente in questi ultimi 20 anni, e cioè Libia, Siria, Iraq che non ci sono più. E stiamo arrivando al quarto, il Libano.
Prima, fino alle cosiddette primavere arabe, la decisione non era stata questa. Ricordo quando nel 99 organizzai l'incontro di Silvio Berlusconi con Margaret Thatcher e lui, Berlusconi, chiese perché non fosse stato tolto di mezzo Saddam. Vi ricordate nella prima guerra del Golfo, no? Quando comunque la coalizione vinse la guerra, ma Saddam non fu destituito. La risposta fu da parte di Margaret Thatcher, dalla Lady di Ferro, because George was a gentleman. Bush padre, quindi un gentleman, si rese conto che puoi vincere una guerra, ma non devi distruggere uno Stato. Per rimanere da noi qui in Italia, l'amnistia Togliatti, che non spazzò via del tutto i fascisti del paese, fu decisa proprio dagli Stati Uniti. Poi però molto è cambiato, si chiede appunto, no, l'intervistatore Marco Cremonesi. Appunto, risponde Tremonti, si decise di esportare la democrazia. Vi ricordate, no, l'errore dei neocon proprio con il primo mandato della presidenza di Bush Junior. Invece anche nella Carta Atlantica questa idea di esportazione della democrazia non viene fuori. A suo tempo, l'ho detto alla signora Clinton, credo di aver ottenuto il copyright. La democrazia, qui appunto afferma Giulio Tremonti, non è un McDonald's. È negativo è anche stato questo neocolonialismo, ad esempio da parte della Francia, con la sua spinta, gioco di parola, totalizzante, ovviamente in riferimento al colosso francese energetico Total, con le primavere arabe e infine anche con le armi. Parla quindi della Libia e ovviamente Tremonti era al governo proprio quando si scatenò questa guerra alla Libia e Berlusconi fu colto, no, di sorpresa. Anche, certo, mi ricordo che nel 2011 al G7 erano le 11 di sera quando la ministra Lagarde disse i nostri Rafale stanno volando verso la Libia. Io chiamai immediatamente Berlusconi che era all'opera con Giorgio Napolitano, lui mi disse che il capo dello Stato lo aveva rassicurato. Il giorno dopo eravamo in guerra. E quindi, insomma, questi sono stati gli errori. Adesso non bisogna distruggere un altro paese, cioè quel paese che è il Libano, anche se di fatto non è uno Stato così solido, dato che al suo interno prospera e imperversa un'organizzazione terroristica appunto come Hezbollah, dietro cui, qui precisa Tremonti, non ci sono solo volontari ma anche capitali e organizzazioni. Insomma, dobbiamo rassegnarci a Medio Oriente in fiamme con tutte le conseguenze, chiede Cremonesi. Risponde Tremonti, un limite all'estensione della guerra potrebbe essere che nessuno vuole gli attacchi ai pozzi di petrolio iraniani, una cosa che avrebbe contraccolpi globali immediati. Ma a questo punto tutto può essere e tenga anche conto che quella in Medio Oriente è la stessa guerra dell'Ucraina, una guerra di reazione, scrive, afferma Tremonti, una guerra di reazione alla nostra civiltà e di ritorno agli antichi usi e confini per la Russia, la stessa cosa della guerra del mondo arabo contro l'Occidente. Non a caso Bin Laden scelse di colpire non dei grattacieli quali che fossero, i grattacieli qualunque, ma proprio le torri del World Trade Center. E allora, Lorenzo, se sei d'accordo, piccola pausa, così poi lanciamo le interviste e dopo ci colleghiamo con Matteo Desio, apriamo le linee. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Il Vittorio te la linea. Grazie mille Lorenzo. E allora, se sei d'accordo, possiamo lanciare già le interviste. La prima proprio a commento, quasi una settimana dopo, di questo grande evento di Pontida, una Pontida così internazionale. L'anno scorso la Le Pen, quest'anno addirittura Orban e Geert Wilders. E allora sentiamo appunto Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani proprio di Lecco. Sta in collegamento con noi Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani di Lecco. Andrea, grazie mille per essere qui con noi, è un vero onore. Grazie a te per Vittorio e ciao a tutti. Grazie Andrea. Allora, oggi con te dobbiamo commentare questa esperienza indimenticabile della scorsa Pontida con il capitano e vice premier Matteo Salvini e poi con il generale Vannacci, tutto lo squadrone della Lega tra ministri, parlamentari, europarlamentari, governatori di regione, i grandi ospiti stranieri internazionali come il premier ungherese Viktor Orban, l'alleato olandese Geert Wilders, la delegazione del Partito Repubblicano Americano e poi la straordinaria famiglia dei tanti amministratori locali e militanti. E allora ti chiedo subito, questa è stata già la tua prima Pontida o avevi già partecipato ad altre? Ecco. No, la mia prima Pontida è stata nel 2016, quindi sono passati un po' di anni, però devo dire che
è come se fosse stata la mia prima Pontida, perché ogni Pontida è sempre bella, è sempre emozionante, ogni anno c'è sempre un tema, anzi ci sono sempre diversi temi diversi su cui doverci confrontare, su cui parlare, e quindi è sempre bello ritrovarsi a Pontida con tutti gli amici, amministratori, tutti i giovani e tutti i nostri esponenti del movimento. Quindi è sempre bello ritrovarsi a Pontida. Esatto, e poi il tema di quest'anno sicuramente è anche quello dell'autonomia, visto che comunque è stato realizzato questo traguardo raggiunto. Certo, una, riforma dell'autonomia differenziata che dovrà essere poi ulteriormente dettagliata, no, riempita di contenuti per comunque i livelli essenziali delle prestazioni e anche per le intese che dovranno essere raggiunte con le regioni, ma ti chiedo, ecco, cos'è che ti ha emozionato di più? Perché poi è entusiasmante sentire tutti questi interventi, gli interventi dicevamo anche di ospiti veramente big come il Presidente del Consiglio, no, dell'Unione Europea, Viktor Orban, premier ungherese, tanti interventi dei governatori, ma immagino la forte emozione è quella di ritrovarsi con amici, con militanti e anche di conoscerne di altri, dagli altri territori, dalle altre regioni d'Italia. Esatto, fortunatamente siamo un movimento che, continua a crescere anno dopo anno, quindi ad ogni Pontida e ad ogni evento della Lega, abbiamo comunque modo di conoscere nuovi militanti, nuovi amici, e quindi questo è anche il bello della Lega. Devo dire quest'anno, ci sono stati diversi momenti, emozionanti, a partire, già dal sabato, perché non dimentichiamoci che per noi giovani Pontida è anche il sabato, non soltanto la domenica, tant'è che sabato c'è stata Pontida Giovani, che è iniziata intorno alle 16, dove ci siamo trovati i giovani della Lombardia, i giovani del Veneto e tutti gli altri giovani, dove abbiamo fatto questo corteo con degli striscioni, dove abbiamo avuto modo anche di far sentire la nostra voce politicamente ribelli, perché noi dobbiamo essere politicamente ribelli, e questo è anche quello che innanzitutto come primo momento che mi ha emozionato particolarmente. Finito il corteo ci siamo trovati sotto il tendone, dove abbiamo avuto l'occasione di sentire gli interventi di diversi nostri esponenti, quali la Silvia Sardoni, Isabella Tovaglieri, Andrea Crippa, Luca Toccalini, e anche diversi esponenti di delegazioni estere. Quindi questo è stato un bel momento, perché comunque abbiamo avuto modo di sentire anche diversi interventi da parte di giovani provenienti da diverse parti del mondo. Ecco Andrea, e poi tu recentemente sei stato anche a Roma per partecipare a questo evento, no, Young Hope, che si è tenuto appunto lo scorso 2 ottobre. Young Hope, un evento organizzato proprio dalla giornalista Annalisa Chirico, evento con tantissimi e illustri relatori, data la presenza di veramente numerosi ministri, tra i quali il vice premier Matteo Salvini. Ecco, di cosa si è discusso e cosa si è affermato, anche dichiarato sui giovani? Beh, quello lì, senza dubbio è stato un bellissimo momento, una bellissima scuola politica, diciamo, perché abbiamo avuto modo noi giovani di, vedere e di sentire da vicino, gli esponenti del nostro governo. È iniziata la giornata con l'intervento del vice ambasciatore di Israele, Lior Keinan, dove ha avuto modo di raccontare un po' la triste situazione che stanno vivendo. Poi c'è stato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Poi ci sono stati diversi interventi trasversali, cioè non con un taglio politico, ma con un taglio molto più pragmatico. Ad esempio c'è stato un bel momento dove si è discusso di decarbonizzazione, di efficienza energetica e le ambizioni e le sfide che ci aspettano per il futuro. Tra l'altro in quel panel è intervenuto anche il ministro dell'ambiente Fratin. Poi c'è stato un bel momento dove si è parlato di infrastrutture, mobilità, e con diversi AD di diverse società importanti. Tra l'altro c'era anche il presidente di Ita Airways, e in quel momento è intervenuto anche il nostro vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi.
dove ha spiegato un po' quello che sta facendo il governo in questo momento per le nostre infrastrutture. Poi si è parlato anche di imprese italiane, di Made in Italy, dove c'era il nostro sottosegretario Massimo Bitonci, e poi tutta una serie di ministri, ad esempio il nostro Matteo Salvini, che ha fatto un bellissimo intervento, la Roccella. C'è stato anche il Presidente del Senato a chiudere, che è Ignazio La Russa, dove anche lui ha avuto l'occasione di raccontarci un po', di farci un po' una panoramica a 360 gradi della politica nazionale. E poi comunque in questo incontro hai avuto anche la possibilità di conoscere tanti altri giovani, presumo non soltanto della Lega Giovani di tutta Italia, vero? Quindi è anche stato un momento di scambio di, alla fine, esperienze politiche. Sì, è stato un bel momento perché c'erano giovani da tutta Italia, c'erano militanti di partito e non, quindi è stato un bel momento dove ho avuto l'occasione di scambiare idee, opinioni e di parlare di futuro, di scuola, di lavoro e di diverse tematiche che magari a me sono un po' più lontane, perché ad esempio io arrivo dalla Lombardia, arrivo dal lago di Como e ho delle tematiche che mi stanno un po' più a cuore rispetto magari al ragazzo che vive a Roma città. Quindi abbiamo avuto anche l'occasione di dibattere sulle diverse tematiche centrali che stanno vivendo anche lì a Roma, ad esempio. E Andrea, come abbiamo ricordato, sei coordinatore della Lega Giovani di Lecco, allora ti chiediamo anche su che attività e priorità vi state concentrando proprio come Lega Giovani nei vostri territori, quindi Lombardia e provincia di Lecco, che progetti state sviluppando per i giovani, anche progetti per attirare nuovi, no? Giovani proprio nel movimento, e poi se non sbaglio ci sono anche delle novità di rilievo anche dalla Lega, chiamiamola Seniores di Lecco, non si offendano, ecco, gli altri militanti se li chiamiamo così per distinguerli dai più giovani. Beh, parto col dire che la Lega Giovani di Lecco in questo momento sta vivendo un bel momento, perché stiamo crescendo numericamente, ma non solo, perché stiamo crescendo anche a livello di qualità, perché siamo un gruppo di 25 ragazzi più o meno impegnati in modo diretto nella politica, o meglio, mi spiego meglio, abbiamo diversi ragazzi, me compreso, che facciamo parte delle amministrazioni comunali del proprio comune. Stiamo mettendo in piedi una scuola politica, chiamando in sezione lì a Lecco i nostri amministratori locali. C'è stato un bell'incontro con il vicepresidente della provincia di Lecco, Mattia Micheli, che è stato appena riconfermato, dove abbiamo parlato un po' dell'ente provincia, questo ente che la sinistra ha deciso di far passare 10 anni fa di secondo livello, ma che è un ente molto importante. Abbiamo l'intenzione di organizzare altre serate con diversi esponenti magari della comunità montana, con assessori, a parlare di bilancio, a parlare di terzo settore, a parlare di tutte queste tematiche che sono importanti per chi fa politica a livello locale, a livello comunale. E ovviamente mi immagino vi state anche occupando di far conoscere poi i contenuti della riforma sull'autonomia e anche di prepararsi a quelle che saranno le richieste poi che i territori dovranno avanzare. Mi stavi accennando anche, per esempio, a quello che è la trattativa che si sta conducendo tra Regione Lombardia e il governo dello Stato centrale proprio per le intese. Esatto. Infatti abbiamo avuto anche un incontro con il nostro sottosegretario Mauro Piazza, che fra l'altro giovedì scorso ha partecipato lui, per conto del presidente Fontana, al tavolo che c'è stato col ministro Calderoli e con i rappresentanti della regione Veneto, Liguria e Piemonte. Quindi per noi lecchesi è un orgoglio avere un esponente, un sottosegretario che arriva da Lecco, che ha iniziato le trattative previste dalla Costituzione dopo 23 anni per parlare di autonomia, perché l'autonomia è una battaglia storica della Lega, una battaglia che finalmente siamo riusciti a portare avanti e speriamo di ottenerla il prima possibile. Anche perché Mauro è andato e ha discusso delle materie non LEP,
che sono 9, e la Regione Lombardia ne ha richieste 8, fra le quali anche la Protezione Civile. Quindi è stato un bel momento ed è un orgoglio per noi lecchesi avere un sottosegretario che si occupa di autonomia, che tra l'altro è anche la sua materia. Chiaro, chiarissimo. E allora grazie mille Andrea per essere stato con noi, e veramente complimenti per tutto il tuo impegno sul territorio e per il movimento. Speriamo davvero di averti presto come nostro ospite. Grazie mille per Vittorio, grazie. Pier Vittorio, te la linea. Grazie Lorenzo, grazie anche ad Andrea Bettega, è stato veramente bello, no, sentire poi anche quelle che sono le attività sul territorio e come poi la stessa classe politica amministratrice leghista si prepara a recepire quello che avverrà adesso con lo sviluppo, l'attuazione della riforma sulla appunto autonomia differenziata, come verrà recepita e soprattutto come si stanno tenendo queste trattative per la riscrittura delle intese tra regioni e Stato centrale. Ma adesso ci sentiamo la seconda intervista su questo rapporto tra cibo e letteratura. Sapete, no, la nostra radio si occupa spesso anche di cibo, di alimentazione, grazie soprattutto al mitico Sammy Varin, vi ricordate il suo "È tutto un magna magna". E allora, seconda intervista ad Andrea Parasilide e poi torniamo qui per la gran chiusura di questa rassegna stampa. In collegamento con noi Andrea Parasiliti, saggista, scrittore, giornalista, artista, postdoctoral fellow al Dipartimento di Studi Italiani all'Università di Toronto. Andrea, grazie per essere qui con noi, è un vero onore. Buonasera a tutti e grazie a te Pier Vittorio per questo invito. Grazie Andrea. Allora oggi con te dobbiamo affrontare questo tema del rapporto fra cucina e letteratura, ma non solo, perché ricordiamo, tu hai appena pubblicato con l'editore Bibliohouse, Parole in pentola, l'identità italiana fra letteratura e cucina, un testo che raccoglie vari saggi di alcuni dei maggiori studiosi, saggisti e giornalisti che tu hai coinvolto a vario titolo proprio nelle lezioni canadesi per il corso all'Università di Toronto che hai tenuto. Esatto, dici bene, ti ringrazio per questa presentazione. Sì, è un libro proprio che nasce dal mio corso che ho tenuto a Toronto fra il 2019 e il 2020, perché sai, bisogna anche un po' ripensare l'Italia e anche la stessa comunicazione dell'Italia all'estero, visto che sai, il cibo è diventata come dire, il veicolo principale della cultura italiana, e capire in che modo può unirsi quindi la letteratura a questo, e in che modo fare anche renderlo un discorso un po' più pregno, ecco, di significato, visto che il cibo ne ha tanti, no? Perché come puoi immaginare il cibo non è una cosa neutra, noi pensiamo sempre al cibo innanzitutto come nutrizione, questo è assolutamente vero, tuttavia il cibo assume tanti molteplici significati, visto che è l'uomo a creare il proprio cibo. Addirittura ti dirò di più, nell'Odissea Omero chiama gli uomini i mangiatori di pane, e Odisseo a un certo punto si era spaventato di fronte al ciclope perché aveva un aspetto enorme, terrificante, e non assomigliava ai mangiatori di pane. Perché? Perché l'uomo ha la caratteristica di essere quell'animale, ecco, che crea il proprio cibo, e attraverso tecniche, attraverso sofisticazioni, attraverso ciò che si tramanda, no? Attraverso la tradizione, perché il pane non esiste in natura, no? Lo devi proprio elaborare attraverso tecniche anche abbastanza sofisticate, e quindi a quel punto assume dei valori anche simbolici, come possiamo pensare nella nostra tradizione, no? La tradizione cristiana, ovviamente c'è il pane, l'olio e il vino, e quindi l'olivo, il grano e la vite sono un po' alla base della stessa religione cristiana, come ricorda Massimo Montanari, no? Che è uno dei maggiori studiosi del tema, che insegna all'università a Bologna, e per citare un suo libro, il titolo italiano è Il cibo come cultura, in inglese invece Food is Culture, il cibo è cultura, questa traduzione della Columbia University Press, proprio per questo motivo, perché ha tanti significati che vanno analizzati.
Esatto, tu hai anche adesso accennato al rapporto proprio fra cibo, no, e religione, e con questi significati che assume comunque il cibo proprio nella religione cristiana. E a proposito di questo tema era intervenuto Camillo Langone, aveva scritto proprio un testo, Pensieri del Lambrusco contro l'invasione, e lui lì sosteneva che per riempire il vuoto di questa Italia nichilista, di un'Italia dell'apostasia che ha perso la fede, lo riempiva con questo Lambrusco, che è veramente, lo definiva l'unico vero vino autoctono italiano, ecco. E probabilmente, per riempire questi vuoti c'è anche e soprattutto bisogno proprio del cibo come cultura e della nostra gastronomia. Beh, sai, innanzitutto speriamo che il caro Camillo, che salutiamo, non esageri. Tuttavia, devo dirti che è chiaro che ogni tradizione spirituale e religiosa usa i simboli che gli son propri, e ciò che, nel contesto, chiaramente cristiano, è tutto mediterraneo, no, perché, come ricordava Brodel, il Mediterraneo è il mare degli ulivi. E allora questi alimenti e queste culture diventano propriamente ciò su cui costruisci poi una tua civiltà. Senza andare lontano, ecco, facendo l'esempio del cristianesimo, come sai benissimo, il cristianesimo è una religione della tavola, è nata a tavola, no, e se vuoi anche morta a tavola, cioè, perché tutto nasce dalle nozze di Cana, dove Gesù Cristo fa il primo miracolo, che è la trasmutazione dell'acqua in vino, per finire poi all'ultima cena, dove spezza il pane, no, come simbolo eucaristico, e nel mentre ci si ritrova tutte le varie moltiplicazioni dei pani e dei pesci, l'olio, che poi simbolizza, no, lo Spirito Santo, e quindi si usa poi nell'unzione degli infermi, nei grandi sacramenti, e quindi vedi, sono chiaramente delle culture sulle quali si costruisce un significato. E Camillo Langone, a me fa piacere ricordarlo, perché nel libro di cui tu hai parlato, in questo mio libro Parole in pentola, oltre, ecco, a Massimo Montanari, c'è il grande Guido Andrea Pautasso, che salutiamo, uno dei maggiori studiosi di futurismo e di cucina futurista, o c'è ancora Carlo Ottaviano, ex direttore del Gambero Rosso, o Pietro Frassica dalla Princeton University, dove lui ha inventato 40 anni fa i food studies. E c'è però anche, ecco, la Marisa Fumagalli del Corriere della Sera, che a un certo punto parla proprio cioè trascrive una intervista, un articolo molto carino di Camillo Langone, uscito, sai, nelle sue preghiere, dove racconta un po' di una sua vacanza in Salento. E a un certo punto diventa molto divertente, perché ti ritrovi con lui che cerca di ordinare dei prodotti tipici, no? Delle orecchiette, cime di rapa, la tartare di cavallo, insomma, ciò che ti ricorda di più la Puglia, e invece si ritrova tutti i ristorantini sul mare che proponevano sushi e prosecco, quindi non proprio la tradizione pugliese, anzi per nulla. Perché insomma si cerca in questo contesto di scimmiottare a volte una globalizzazione che va intesa in un altro modo, perché è un fenomeno molto più complesso, anche a livello alimentare, no? Oggi viviamo un periodo un po' diverso. Pensa che in passato, quando un sovrano voleva dimostrare di essere una persona, o un barone, no, che ti invitava a cena, voleva dimostrarti di avere potere, ti portava cibi di varie provenienze, per dimostrare che avesse destrieri veloci, che avesse un'organizzazione, una rete, per portarti, no, cibi che non avresti potuto avere, considerando il prodotto locale, cioè non si producono nella zona e che sono anche fuori stagione. Mentre oggi questa tendenza è stata un po' invertita, ma sono sempre le tendenze. Staremo Certo, cioè, nel certo. senso, E poi sporiamo, Andrea, capito? tu dalla tua Invece ci abbiamo pure visione adesivo, appunto del è patrimonio tosta. gastronomico italiano e anche della sua storia, fai emergere che alla fine, nonostante, ecco, l'esistenza in Italia di varie cucine regionali, non manca però una coesione culturale e gastronomica italiana che precede e successivamente si affianca a quella politica che è stata raggiunta invece con l'unità d'Italia. Sì, fai conto che nell'Ottocento ci sono
3 grandi opere italiane, sono I Promessi Sposi di Manzoni, che provano a riunire, no, l'Italia, a creare un idioma italico per la nascente nazione. Al contempo ti ritrovi un grande capolavoro che è Pinocchio, che non a caso, insomma, da lì poi prende l'osteria dove mangia Pinocchio, l'osteria del Gambero Rosso, no? Dal quale poi diventa prende il nome la grande casa editrice italiana. E poi Pellegrino Artusi, soprattutto l'Artusi che riunisce l'Italia invece in cucina. Questo signore, insomma, che si era dedicato nella vita a tutt'altro, diventa gastronomo da anziano e viene riconosciuto come il re di Forlimpopoli. Cioè lui, partendo da Forlimpopoli, da questo suo paesino, sfruttando l'unità d'Italia e quindi anche il sistema postale nascente e al contempo le ferrovie, gira l'Italia. Prende il primo treno che parte dalla propria stazione, no? La stazione sotto casa, e va a mangiare nelle varie osterie italiane per trascrivere i cibi, no? Trascrivere cosa ha mangiato, e crea questo primo grande libro di cucina che avrà un successo strepitoso, perché come ti dicevo qualche giorno fa, le signore di Voghera, no, le casalinghe di Voghera, per dire, insomma, ritrovandosi questo volume fra le mani, dicono però manca la mia ricetta, e quindi mandavano tramite la posta le ricette nuove ad Artusi, che le accoglieva e creò questo libro che davvero riuscì a unificare l'Italia a livello sia linguistico che culturale, perché la grande tradizione italiana, della cucina italiana, è quella di essere estremamente variegata, ed è un po' simbolo della convivenza, della diversità, no? Perché esiste l'Italia del burro, quella del nord, l'Italia dell'olio e quella del sud, ma è comunque un tratto distintivo, se vogliamo un'unità, è la tradizione della semplicità in cucina, cioè la tradizione di usare in maniera opportuna, in maniera scientifica, se vuoi, come dice Artusi, ecco, i legumi, i vegetali, e quindi farli entrare in una tradizione poi che diventerà quella grande italiana, che va contro, se vuoi, quella tradizionale, che era la tradizione francese, che anche noi avevamo in Italia, no? I grandi chef, i Monceau, che trovi per esempio nel Gattopardo, no? Di Tommasi di Lampedusa, che a un certo punto, non a caso, quando arrivò Garibaldi, loro stavano cenando con uno sformato di maccheroni, che era veramente sformato, cioè era proprio, sembrava un aborto, per citare il grande Mario Monicelli. E allora invece l'Italia prova, sai, già con Vittorio Emanuele già II a inizio Novecento a eliminare, anche se vuoi, dai banchetti, il termine menù, chiamarla lista, come avrebbero fatto poi i futuristi, ma consentimi anche come avrebbero fatto i futuristi, che avrebbero, ecco, anzitutto cercato di italianizzare i nomi di certi alimenti in maniera senz'altro goliardica, come per esempio le polibibite, cioè i cocktail diventano polibibite, ma ricordiamoci anche un altro fenomeno che viene descritto da Massimo Montanari, che c'è un linguaggio poi italiano della cucina, no? Come quello del magna magna, che viene un po', sai, dal contesto dell'unità italiana. Cioè, quando i garibaldini conquistano la Sicilia e stanno risalendo verso Napoli, e allora a un certo punto Cavour manda una lettera all'ambasciatore piemontese a Parigi e dice: le arance sono già sulla nostra tavola e stiamo per mangiarle, per i maccheroni invece dobbiamo ancora aspettare perché non sono cotti. Quindi le arance che simbolizzano la Sicilia e i maccheroni Napoli, no? Tant'è che c'è la grande tradizione dei mangia maccheroni a Napoli, che vedrai anche, come ricorderai certamente,
no? Si vede anche nel film di Totò, no? Miseria e nobiltà, la danza dei mangia maccheroni, che diventa una cosa estremamente tipica, anzi addirittura fra 7 e 800 diventa proprio uno dei passaggi obbligati, no? Dei Grand Tour in Italia. Chiaro, chiarissimo. E allora Andrea, veramente noi vorremmo trattenerci ancora, però a questo punto dobbiamo purtroppo chiudere. Ti ringraziamo tantissimo, veramente è stato un onore poterti avere come ospite, questo per la tua cultura, per la tua comunque sempre intelligenza, no? Nell'affrontare questi temi, nell'arguzia. Allora, credo che speriamo di siamo riaverti presto rientrati in come onda, ospite. vero? Mi confermi Pier Lorenzo? Vittorio, E abbiamo buona, sentito appunto questa buon intervista ascolto a sul tutti. tema comunque del cibo, dell'alimentazione, tema che affronta sempre il nostro grandissimo Sammy Varin, che salutiamo con il suo programma È tutto un magna magna. E allora arrivano anche i saluti per il nostro ospite, abbiamo intervistato Andrea Parasiliti, saluti addirittura da Tonino Danna, ma dobbiamo parlare con Matteo. Matteo, tu ci hai raggiunto, ci vedi, ci senti? Sì, io vi Perfetto. sento. E allora, se siamo in onda, che chiedo conferma a Lorenzo, Matteo, a te la conclusione perché? Perché ovviamente abbiamo parlato di questi attacchi di Israele, della terza guerra mondiale a pezzi, come dice sempre Papa Francesco, e poi a proposito di papi e di papi che hanno parlato e hanno difeso la pace, vi ricordo, questo ci è stato suggerito proprio dal nostro Giuseppe Brienza, l'appuntamento del 18 ottobre a Roma, una messa solenne per l'anniversario della nascita di Papa Pio XII, sarà appunto venerdì 18 ottobre alle ore 18 nella chiesa di San Salvatore in Laura a Roma. Allora Matteo, tu che ti occupi di questa campagna elettorale americana, no? Dacci qualche spoiler per il tuo programma di lunedì, perché credo che comunque questi temi dell'Iran, del Medio Oriente saranno al centro, no? Comunque della tua analisi. Esatto, sarà al centro della mia analisi anche la gaffe che ha fatto Kamala Harris durante un meeting. Questo sarà un evento in cui tratterò molto approfonditamente. Una gaffe che ha fatto durante il meeting su l'uragano Milton. Una gaffe nel senso che durante il briefing, che era live, che era una sessione live per tutti, visibile per ogni cittadino americano, Kamala Harris ha proprio parlato sottovoce, dice un briefing live, e coprendosi poi la bocca. E poi anche l'intervista che ha fatto su CBS in un format chiamato 60 minuti. Kamala Harris è stata poi criticata anche dalla campagna di Trump. Kamala Harris e l'intervista, perché è stata un'intervista con tagli, a quanto pare, e lo staff della campagna elettorale di Trump vorrebbe l'intervista integrale, senza tagli, con tutti i contenuti. E insomma, quindi veramente tanti contenuti, tanta carne al fuoco, quindi ricordiamo Matteo, lunedì te la ridò io l'America, Esatto. e credo sempre, vero? Dalle 10:35 fino alle 11:05. Assolutamente imperdibile, visto questo rush finale. E allora grazie a te Matteo, grazie a Lorenzo, grazie a voi che ci avete ascoltato, così numerosi che ci avete scritto tanti messaggi. Io mi scuso per il ritardo, siamo alle 9:32. Allora adesso l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Grazie ancora, buon weekend, grazie Matteo.